Amici sportivi, con l'ingresso delle due squadre in campo vi diamo il benvenuto allo stadio Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca la prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza Sicilia Girone A. Oggi si gioca San Giorgio Piana Parmonval. Godiamoci l'ingresso delle due squadre in campo. Quasi tutto pronto per iniziare. Nel frattempo leggiamo gli uomini a disposizione delle due squadre. Per il San Giorgio Piana abbiamo Cesai, Neri, Mulè, Passero, Gaio, Iamme, Barbara, Candela, Secan, Sannasardo, Amaia. A disposizione Russo, Cacicia, Giannone, Taibi, Diacate, Martinez, Maniscalco, Inserillo, Dinallo. Mentre per quanto riguarda la Parmonval abbiamo Minini, Torres, Contessi, Costamagna, Piscopo, Buscetta, Zerbo, Birardi, Messina, Rappa, Russo. A disposizione Tartamella, Locastro, Cannizzaro, Ribaudo. Prima dell'inizio della partita ci sarà un minuto di raccoglimento. Le due squadre si dispongono sui due lati del campo, San Giorgio Piana a sinistra, Parmonval a destra. Il primo tocco del pallone sarà della Parmonval. Si aspetta solo il fischio d'inizio da parte del direttore di gara per iniziare il match. Arriva ora il fischio d'inizio e si può iniziare. Primo tocco per la Parmonval che prova subito per un lancio lungo sulla corsia di destra. Subito intercettato il pallone da Sannasardo. Pallone che termina però in rimessa laterale. Rimessa laterale per la Parmonval subito battuta. Ancora interviene Sannasardo. Anche su Piscopo possiamo uscire, Totò! Anche su Piscopo! Corri la tutto.
Pallone intercettato di testa alla difesa del San Giorgio Piana, che prova a ripartire sulla corsia sinistra. Nel frattempo altro lancio lungo, pallone sicuro tra le mani di Cesai, che subito prova a far partire il numero 7 del San Giorgio Piana sulla corsia di destra. Poi si affida a Neri, che cambia lato del campo. Avanza il San Giorgio Piana sulla corsia di sinistra. Tenta il cambio, pallone per Neri dall'altro lato del campo, e continua a guadagnare metri e serve il compagno in mezzo. Ancora pallone in mezzo, poi ferma tutto il direttore di gara. Vai su Minini, vai su, vai su, vai su. Minini invita tutti i compagni ad avanzare. Lancia lungo. Appoggia di testa Neri tra le braccia di Cesai, che si appoggia nuovamente al compagno. Pallone servito sulla corsia di sinistra. Servito Sekan, che continua a galoppare sulla corsia di sinistra, dopodiché pallone finito in rimessa laterale. In favore della squadra ospite. Intercettato di testa il pallone. Bravo Simone. Ci arriva Neri, che prova a servire Sekan, che riesce ad arrivare sul pallone, a servire il pallone in mezzo, pallone che poi viene allontanato. Intercetta di testa Neri, non riesce però a trovare il compagno. Va bene, sereni ragazzi, sereni. Va Giuseppe, va bene. Non che colpo Simone. Non rompo, va presidio. Nel frattempo battuta la rimessa laterale la Parmonval. Giuseppe, stai pronto Giuseppe? Altra rimessa laterale per la squadra ospite. Lanciato lungo il pallone, intercetta Messina, poi recupera Sannasardo. Ancora pallone tra i piedi della Parmonval, che prova a costruire la manovra. Lancio lungo, a cui però arriva tranquillamente Cesai. Pallone per Neri, prova a guadagnare metri sulla corsia di destra e poi tenta il filtrante. Buona lettura da parte della Parmonval, che spedisce il pallone in rimessa laterale. Altra rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana. Simo, vattene in aria, Simo! Vattene in aria, Simo! Bravo Corrado, rimani là! Pallone servito in mezzo, tenta il tiro, troppo centrale però. Calma, Minini, calma! Stringiti! Stringiti! Ancora pallone per la Parmonval, che tenta un altro lancio lungo, allontanato con i piedi da Cesai. Ancora pallone pericoloso, prova a allontanare ulteriormente il San Giorgio Piana. Ancora palla tra i piedi della squadra ospite, che prova a costruire sulla corsia di destra, pallone che però viene accompagnato sul fondo. Tempo primo corner del match, allontana con le mani
Cesai, sarà un altro calcio d'angolo. Va a battere l'angolo il capitano Rappa. Per tempo attimi di discussione in aria. Battuto il corner, allontanato però poi di testa. Ci arriva il numero 8 del San Giorgio Piana, pallone che poi però viene allontanato in rimessa laterale dalla squadra ospite. Neri batte la rimessa laterale, serve Cesai, che poi serve il compagno sulla corsia di sinistra. Pallone dato a Jamme, che poi serve Neri, che guadagna metri, prova a servire il compagno in mezzo. Ancora pallone però tra i piedi del San Giorgio Piana. Il numero 8 crossa in mezzo, pallone che poi viene allontanato ma ancora rimasto in gioco. Adesso però sarà rimessa laterale, sempre in favore della squadra di casa. Un po' più centrale, Pietro, più centrale, Pietro. Battuta la rimessa laterale, ancora lotta di possesso alla bandierina. Alla meglio la Parmenval che allontana in qualche modo il pallone, poi l'arbitro ferma tutto. Per me dobbiamo stare bassi, se devi fare una rottura la fai tu. Ok? Corrado sta col suo uomo. In caso esci tu su Neri che sta in palla. Mazzala, no, Mezzala in caso è di Simone. Se si allarga diventa di Corrado. Ok. Batte la punizione Minini, prova a lanciare lungo per i compagni, pallone però intercettato dal San Giorgio Piana che manda in avanti. Tempo lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre, rimane a terra uno dei giocatori della Parmenval, ferma tutto il direttore di gara. Ha richiesto l'intervento dalla panchina della Parmenval. Rimane a terra il giocatore. Simo, sì, se non c'è rottura qua, se non c'è interscambio, tu prendi la mezza e lui esce su Dario. Se invece c'è la rotazione... Si rialza Birardi. Viene però accompagnato dall'assistente a bordo campo. Se succede la rotazione sai come fare. Biro, lo fermo? A posto, rifà. Parmenval momentaneamente in 10, nel frattempo prova a recuperare il pallone San Giorgio Piana. Palla che viene spedita lontano, ma che rimane in gioco. Ancora scambio di possesso tra le due squadre, tentativo di sorprendere la difesa del San Giorgio Piana che però con sicurezza interviene con Jamme che serve di testa Cesai. Passalo! Mezzo e mezzo, andiamola forti! Ah! Andiamo forti, no! Vito! Mezzo e mezzo! Gioca la vita! Staccati, Costa! Staccati! Cesai serve Neri. Guadagna metri Jamme che serve poi il compagno sulla corsia di sinistra.
Ci arriva di testa Sekan. Ferma tutto il direttore di gara per un fallo di mano. Nel frattempo 11° minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato allo stadio di Caoli di Piana degli Albanesi. Nel tempo batte lungo Minini, cercare i compagni, pallone poi allontanato in rimessa laterale. Lotta di possesso tra le due squadre, pallone che poi rotola dalle parti di Cesai, che serve Neri, che prova a guadagnare metri sulla corsia di destra. Intervento falloso. Qua l'avete preso bene. Neri dunque si guadagna la punizione. Da scavare chiaramente. Vai su Mutu, Subito Pietro. battuta a servire il numero 5 Gaio e poi Jamme. Va bene. Biro stai Ancora pronto? palloni indietro dalle parti di Gaio. Apriti un poco, Corrado. Gaio serve Neri sulla corsia di destra. Riesce ad arrivare sul pallone, poi allontanato in qualche modo alla Parmonval. Ci arriva di testa Sekan a servire il compagno. La Parmonval nuovamente allontana, ma ancora lotta di possesso tra le due squadre. San Giorgio Piana non molla. Va bene, va bene, va bene. Pallone che termina poi in rimessa laterale. Simone, andiamo su Giuseppe. Vale, marca qua. Vale, marca qua. Ci arriva di testa Neri, che manda avanti per Sekan, poi il pallone mandato dall'altro lato del campo. Ci arriva Moulet. Copri il centro, bravo. Bravo, Moulet serve Sanna Sardo. Biro. Poi cambia tutto per Neri dall'altro lato del campo, che salta l'uomo, ma all'ultimo minuto riesce ad infastidire la cavalcata di Neri. Pallone che poi termina in rimessa laterale. Giocala, giocala. Aprila ancora. Nel frattempo possesso Parmonval, che prova a crearsi qualche varco. Alzata la bandierina dall'assistente però. Va bene, gioco! Aspetta, Pie. Totò. Gaio va per servire nuovamente Neri, che lancia lungo per Sekan in aria, che non riesce ad agganciare bene il pallone. Grande occasione. Ok, Totò. Continua. Comunicalo. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo. Lancia lungo Minini, intercetta Barbara di testa. Tentativo di servire Sekan da parte di Amaya. Pallone lanciato lungo per il numero 9 della Parmonval, poi ferma tutto il direttore di gara. Lollo! Il direttore di gara invita a ribattere. Metti Totò a protezione. Ok? Ho messo Totò a protezione. Batte Jamme per Moulet.
poi ritorna su Iam. Gaglio serve Neri, poi serve il compagno per vie centrali. Pallone che arriva alle parti di Barbara, che ritorna indietro, ancora Moulet. Siamo stretti, siamo Pallone stretti. nuovamente su Neri. Pronto tu in casa. Vai Biro, forte. San Giorgio Piana che prova a trovare l'imbucata vincente. Vai, Edu. Tempo cross a cercare i compagni in mezzo. Pallone che viene murato dalla difesa della Parmonval, sarà dunque calcio d'angolo. Protesta da parte della squadra ospite. Poi il direttore di gara cambia improvvisamente decisione, sarà dunque rimessa dal fondo. Stretto Corrado, stretto. Alzati un poco Giuseppe, alzati. Batte ancora una volta lungo Minini. Ci arriva di testa Iam. Però queste dobbiamo prendere, Biro. Lotta sul pallone Sekan. Riesce a riagganciare il pallone la Parmonval che prova a ripartire. Difesa della squadra di casa però molto attenta. Opta un altro lancio lungo, intercettato di testa al numero 5 della Parmonval. Pallone che arriva tra le braccia di Cesai. E prova a ripartire sulla corsia di sinistra. Venite qua Gaetano. Scivola soltanto. Passero serve Gaglio. Biro, quando si Poi si affida nuovamente a Neri. Pallone per Barbara che serve il compagno in mezzo. Scambio. Pallone che ritorna sulla corsia di destra. Cerca il giocatore del San Giorgio Piana di grossare, dopodiché fallo commesso da parte della Parmonval ai limiti dell'area. Totò. Ghiotta occasione per la squadra di casa. Come l'angolo, uguale. Sì. Si prepara sul pallone il numero 4 Passero. Sì, Lollo come l'angolo, uguale. Pietro. Ok, a posto. Chi marca Secan? Pallone corto, poi allontanato in qualche modo. Nel frattempo rimane a terra uno dei giocatori del San Giorgio Piana, il numero 7 Barbara. Bene. Per il direttore di gara però non c'è nulla di irregolare. Sempre da Giuseppe. Stringiti Si Corrado. ripartirà dunque da una punizione battuta da Minini, che ancora una volta lancia lungo per i compagni. Ci arriva Iam sul pallone che lotta nella zona della bandierina. Va bene, torna, Pier. Ma state zitti. La palla è per prima volta e ci trovate. Prova a guadagnare metri Neri. Lancio lungo per Barbara. Pallone che viene recuperato da Sekan, che serve il compagno indietro. C'è Neri che prova a servire i compagni in mezzo. Ci arriva di testa la Parmonval che però prova a ripartire. Ancora Grazie Dario. Grazie Dario. Grazie mister. Ti faccio uscire Biro perché c'è tutto dentro. Dario, girano! restituito il pallone alla squadra di casa. Si riparte da Cesai che va a servire Moulet sulla corsia sinistra. Poi ritorna Gaglio.
Neri tenta di servire Barbara. Ora possesso Parmonval, recupera però subito il pallone di San Giorgio Piana che prova a servire lungo, pallone che però arriva facile tra le braccia di Minini. Ci riprova la Parmonval con un altro lancio lungo che però finisce facilissimo tra le braccia di Cesai. Passero va per servire Neri. Vai, corri più stretto, go! Lancio lungo a servire il numero 8 del San Giorgio Piana, pallone che però arriva facile tra le mani di Minini, che si prende un po' di tempo prima di battere lungo. Lollo, veloce, no! Prova a crearsi qualche spazio a Maia. Serve Barbara dall'altro lato del campo. E poi prova a crossare in mezzo per i compagni, pallone che viene allontanato. Ci prova di nuovo di testa Barbara. Ancora scambio di possesso tra le due squadre, pallone che viene spedito dalle parti di Cesai, che tranquillamente stoppa di petto il pallone e serve Yam. Poi cambia tutto dalle parti di Neri. Altro fallo della Parmonval ai danni di Neri. Stavolta a commetterlo il numero 9 Messina. Stai pronto su questo uscito. Costa! Nel frattempo quasi 23esimo minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato a Piana degli albanesi. Sardo serve il compagno sulla sinistra, poi in qualche modo riesce a ridare il pallone a Yam. Pallone ancora tra i piedi di Neri. Tra i piedi il pallone viene poi recuperato dalla Parmonval, che ancora una volta prova a ripartire. Totò, mirami! Totò! Lancio lungo da parte della Parmonval. Poi viene allontanata in calcio d'angolo. Terzo corner dunque per la Parmonval del match. Aspetto si dà e si riceve. Dai. Poi col cartellino. Palla bandierina il numero 11 Russo. Chiamato lo schema. Pallone che finisce facile tra le braccia di Cesai, che subito prova a lanciare Yam. Pallone delle parti di Barbara, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Prova a crearsi spazio la Parmonval. Ha tentato il tiro da fuori aria da parte del numero 8 Bilardi. Non trova però lo specchio della porta. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo per Cesai, che batte corto per Gaglio. Poi serve Yam. Lollo, ti copre Totò, Lollo! Ti copre Totò! Tiro pronto! Ritorna su Gaglio, poi si cambia per Neri. Ancora pallone per Gaglio, poi Yam. Ancora scambio con Gaglio, che stavolta lancia lungo. Scambio tra Candela e Neri.
poi Neri tenta il lancio lungo per i compagni che ci arrivano, prova a mettere il pallone in mezzo Barbara, che però Bravi ragazzi! non si... Navi! Lollo! Da braccetto a braccetto! Falla la rottura! Ok? Giuseppe rompe in avanti! Batte corto Minnini. Ancora possesso Parmonval, che prova a ripartire con un lancio lungo. Va bene ragazzi, bravissimi! Bravi ragazzi! Lancio lungo, troppo lungo, che termina sul fondo. Tempo batte corto Cesai per Jamme, che poi serve Gaglio. Ok? Qua Pino non esce! Pallone per Neri, Esci tu in caso qua! Via, 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 via! Vai, 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 vai! che va su Jamme. Vai! Torres! Pallone per Moulet, che guadagna qualche metro per poi cambiare nuovamente parte del campo dalle zone di Neri. Prova a farsi spazio Neri. Pallone che viene allontanato, ma ancora possesso San Giorgio Piana. Riuscita la triangolazione, poi pallone ancora una volta intercettata dalla Parmonval, che ha l'occasione di ripartire. Pallone troppo lungo, non ci arriva Messina. Ok, va bene, a posto, puoi tornare! Puoi tornare! Lancia lungo Cesai dalle parti di Moulet, che prova a farsi strada con il pallone. Palla che poi viene intercettata dalla Parmonval. Lancio lungo per Secan, fuori misura, ci arriva di testa la Parmonval, ma ancora possesso San Giorgio Piana. Bravo Conte, bravo Costa! Calma, Lollo! Altro pallone interessante dalle parti di Amaya, Bene, corri! allontana Contessi. Stiamo attenti, stiamo attenti! Oh, sveglia qua! La fa! Tirali su! Dai, dai, parliamo! Io domani rispondo. Affare, tirali su, Elettroshock ci va. Tutte le nate di Roma la 6 in poi ci vanno l'elettroshock. Passero va alla bandierina. Dai, Pie! Dai, dai, dai! Sveglia, raga! Sveglia, sveglia, sveglia! Chiamato lo schema, battuto il corner. Pallone che rotola dalle parti di Moulet, Tiralo su sta linea! che si vede alle calcagna Messina, poi si affida a Cesai, Basta! che va su Barbara, Corri dentro! Dietro, dentro solo! Hai fatto una grande cosa, basta! che adesso serve Neri, che prova e riesce a servire Secan, che mette il pallone in mezzo e poi palla che viene allontanata in calcio d'angolo. Ancora una volta Passero va alla bandierina. Dovete comunicare, Simone! E cazzo, dai! Occhio, occhio che è solo, Neri! Neri è solo! Battuto il corner, pallone spizzato lontano dall'area, dalla difesa della Parmonval, Devi andare solo, Giuseppe! Devi andare solo, Giuseppe! che prova a ripartire, ci arriva però Barbara sul pallone, che va indietro per Cesai, Pronto a scappare! poi lancia lungo, troppo lungo, non riesce a trovare né Neri né Amaya. Deve essere seguito! Costa, deve essere seguito! Dai! Miro, dobbiamo riuscire a tapparlo prima. È lui. Tappiamo di qua e vediamo di tappare pure dietro. Bravissimo, grazie. Tutta la rimessa laterale, pallone che finisce facile tra le braccia di Cesai, che poi va per servire Moulet. Aspettalo! Più. Miro,
Biro. Serve all'indietro Mulè. Sì. Non ti fai saltare dentro, Va bene, bravo. Sbaglia il passaggio Neri. Chissà cosa abbiamo. Corrado deve rompere in avanti. Vai! Sì, che è uscito Biro. Allora, scusa, l'ho scambiata per... Grazie. Vale, passano. Tutta le spalle, va. Ce l'hai. Che più dietro, dietro, Solo! Forte! Il nostro, Ale, puoi passare. Scambio di possesso tra le due squadre, poi termina il pallone sul fondo, stavolta per il San Giorgio Piana. Neri si affida a Cesai, che poi va su Yamme sulla corsia di sinistra. Mettila fuori. Rimane a terra il numero 5 del San Giorgio Piana, Gaglio, probabilmente un problema alla gamba. Richiesto l'intervento dell'assistente. Pronto il primo cambio del match, cambio forzato per il San Giorgio Piana. Ad entrare il numero 18 Maniscalco. Esce invece per infortunio il numero 5 Gaglio. Fabio! Riprende il match, nel frattempo quasi 34esimo minuto di gioco, risultato che rimane sullo 0-0 a piena degli albanesi. Primo pallone toccato per l'appena entrato Maniscalco, prova a guadagnare qualche metro sulla corsia di sinistra, poi serve Mulè. Pallone per Yamme, che va su Neri. Poi scambio nuovamente con Yamme. Ancora Maniscalco. Si prende il suo tempo il San Giorgio Piana per impostare la manovra. Nel frattempo pallone tentato di servire in mezzo. Ci arriva Minini. Intercetta di testa Mulè. Pallone interessante per il San Giorgio Piana, adesso tra i piedi di Barbara, che prova a servire in mezzo ai compagni. Pallone spedito lontanissimo. Sarà dunque rimessa laterale per il San Giorgio Piana, che si affida alle retrovie con Yamme, poi Maniscalco. Guadagna ancora metri Maniscalco. Pallone dalle parti di Sanna Sardo, che prova a servire i compagni in mezzo. Altra palla allontanata. Sarà dunque calcio d'angolo per la squadra di casa.
Va Sanna Sardo alla bandierina. Sei pronto? Più stretto, Costa! Più stretto! Mettiti tra la porta e la palla! E l'avversario! Battuto il calcio d'angolo, pallone che rimane ancora in aria. Squadra di casa chiede La maglia! il fallo, Oh, la maglia! nel frattempo riparte l'azione, pallone che però finisce facile tra le braccia di Cesai. Dietro! Oh! Dietro! Ti giuro, Pietro! Attimo. Dietro! Sì, lo so, ci non io lo pugni, tanto non occupare! Poi ti rompo io, Pietro! Dai, sei muto! Attimi di tensione in campo, nel frattempo poi Signore! Signore! Oh, ma siete lontano! Dietro! Dietro! attimi di tensione tra il numero 7 Barbara e il numero 9 Messina, che costringono il direttore di gara a intervenire. Lorenzo! Ma uno solo! Adesso può riprendere il gioco da un'interessante punizione per il San Giorgio Piana. Come l'angolo? Ok, va bene. Secondo palo, il secondo palo! Arriva il via del direttore di gara, viene battuta la punizione, palla che poi termina sul fondo. Ora possesso Parmonval che prova in qualche modo ad uscire dalla propria area. Molto alta la pressione del San Giorgio Piana, che finora ha concesso veramente poco agli avversari. Recupera il pallone Neri, che adesso prova a servire Secan, che non riesce ad agganciare bene il pallone, e poi palla che ritorna tra i piedi della Parmonval. Nel frattempo Jamme serve Maniscalco, Sei un po' pronto? Sei pronto lo stesso? che si appoggia a Moulet, che poi ritorna a Maniscalco. Dai, pure bruttina. Non ti fare superare che ti entra dentro i dribbling. Lancia lungo Neri a cercare i compagni della profondità. Nel frattempo pallone accompagnato sul fondo dalla Parmonval. Mancano gli ultimi 5 minuti prima della conclusione dei tempi regolamentari. Staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati dall'arbitro. Lorenzo, tu alzati! Biro, dietro la linea di Totò, Biro, dietro la linea di Totò. Va benissimo. Batte lungo Minini. Intercettato di testa da Moulet. Pallone che finisce in rimessa laterale. Centrale là. Mario! Contrasto duro su Maniscalco. Punizione per il San Giorgio Piana. La so stare lì. Vai! Cesai serve Neri. Poi palla nuovamente a Cesai, che va su Maniscalco. Biro,
Occhio, corra, veloce! Veloce! Attaccati! Pallone su Neri, poi Barbara prova a servire Secan, che a sua volta serve il numero 8 del San Giorgio Piana, che mette il pallone in mezzo, poi allontanato Devi partire dalla difesa della Parmonval. No! Pallone dalle parti di Maniscalco, che prova a servire Sanna Sardo. Ci arriva il numero 6 della Parmonval che allontana. Pietro, staccati su Dario in caso, no, metti in zerbo, spacca in avanti, rompi in avanti, vieni su Dario, Palla per Maniscalco che serve Yamme, veloce, poi va sempre sul solito Neri, che è costretto ad affidarsi a Cesai, che poi lancia lungo per i compagni in profondità. Ci arriva il numero 9 del San Giorgio Piana, poi palla che spacca la traversa, ma poco prima aveva fischiato il direttore di gara. buona raga, occhio Totò sulla seconda, C'ha ragione, aiutiamolo, parliamo. Scusi Corrado, dietro Totò, Batte lungo Minini, lotta di testa Mulè, pallone che termina in rimessa laterale. mamma mia, Signore Santo, no, le mettere io questi qua. Ma fate? Prova a ripartire il San Giorgio Piana, lancio lungo a cercare Secan, che si trova a tu per tu con il portiere ma non riesce ad agganciare bene il pallone. Grandissima occasione per il San Giorgio Piana. Non deve uscire! Lancia lungo Minini, pallone che va di porta in porta. Parte con Yamme il San Giorgio Piana, adesso Neri sulla corsia di destra, Minchia ragazzi, ma che va per servire di nuovo Secan. altre 26 volte lo deve prendere! Pallone che termina in rimessa laterale. Altra palla per Neri, che cambia dall'altro lato del campo. Ci arriva però il numero 7 della Parmonval. Resisti raga, dai raga! Prova a farsi resistiamo! strada Passero, Dai, serve dai! Sanna Sardo. Ferma tutto il direttore di gare. 45 minuti si può capire, magari mi vuole rubare qualche tempo, no, niente. Stretto, Birardi, stretto! Intervento ritenuto falloso da parte dell'arbitro sul numero 7 Zerbo. Nel frattempo l'arbitro dà 2 minuti di recupero. Battuta lunga la punizione, però finisce tra le braccia di Cesai, che prova subito a far ripartire i compagni. Pallone che però viene intercettato dalla Parmonval, che prova con un lancio lungo per Messina. Ci arriva però Yamme che recupera il pallone, adesso Neri. Neri va per servire il numero 9 Amaya. Palla che arriva tra le parti di Passero. Che poi serve Neri, che va per il cross in aria, prova a spizzare di testa Secan, non inquadra lo specchio della porta.
Staccate, Giuseppe! Va per l'ennesimo lancio lungo Minini, Di Totò, no, dietro la linea di Totò! che però arriva facile sulla testa di Maniscalco, che prova ad allontanare, ancora pallone però tra i piedi della Parmonval. Tutto regolare per il direttore di gara, si continua a giocare. Proteste da parte del numero 7 Zerbo. Vieni dietro! Giuseppe recupera la posizione! Lancia lungo Cesai, arriva dalle parti di Barbara, poi va per servire Candela, pallone che arriva su Neri, che prova a servire in mezzo per Secan, pallone che viene allontanato ancora una volta, aggancia Moulet. 47! Duplice fischio, termina il primo tempo di San Giorgio Piana Parmonval sul risultato di 0-0. San Giorgio Piana che si è mostrato più aggressivo in questa prima metà di gara, ma che non è riuscito a trovare il gol che avrebbe sbloccato la partita. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 14 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo padroni di casa del Palermo Futsal Club e la Vigor San Cataldo. E poi arriva anche il fischio e inizia la partita, inizia Palermo Futsal Club Vigor San Cataldo con il duetto subito di Corsino e Nicchia, attacca la porta, Nicchia mette dentro per la Fiora, lo fa subito, Capitan la Fiora, ma è perfetta, è uscita dalla pressione da parte di Nicchia e di Corsino ed è subito 1-0. Alessi, bello kill su anticipo, Carruba mette dentro e poi San Martino ancora arriva a calciare e il pareggio è immediato con Toscano che prima sbaglia ma poi non perdona ed è 1-1 subito. Toscano calcia ancora da fuori e San Martino, ma questa è una partita veramente incredibile, ne sono passati nemmeno un minuto e già abbiamo visto 2 gol e anche una gran parata di San Martino. Niccoli va sul mancino, secondo palo, Nicchia non chiude e poi il 2-1 firmato da Carruba. Va di Chiara, è uno schema, va alla Fiura, Corsino la controlla e Polizzi perde il pallone, Toscano, secondo palo per Niccoli che spara in alto, in altissimo. Finta e controfinta, apre il campo da Corsino che prende il palo, contropiede ancora Niccoli, va sempre sul mancino San Martino, dopo la prima deviazione di Corsino se la ritrova, leva una gran parata adesso. Schema per la Fiora, Polizzi un po' in controtempo ma la prende, poi allunga Toscano, lunghe con i denti, Toscano sul destro, Toscano e la palla termina fuori veramente di pochissimo. Tocco su Gennaro di prima, va giù, si continua, c'è nulla, Nicchia! Forse una piccola deviazione, ma Nicchia va bene così perché il gol è tutto suo, 2-2. Tocco sulla Fiora! E poi va veramente vicinissimo a questo gol con la punta. Ci fidiamo dell'arbitro, Kinnish è velocissimo, Kinnish ancora! E prende il palo. Toscano che adesso è molto rapido, palla perfetta ancora per il contropiede, si ferma, si scontra con San Martino, Nicchia e poi San Martino è perfetto, anticipo e attacca la porta, è velocissimo ancora, cerca il tiro, San Martino si accartoccia su se stesso e salva i suoi. Adesso riparte la Vigor, ancora ennesimo contropiede, sterzata perfetta, San Martino sul primo palo, palla che rimane lì e poi Corsino va col fisico. Aiutalo Gabri, aiutalo Gabri. 1-2 perfetto, mette su Johnny per la Fiora, anticipo! L'anticipo! Di Vito la Fiora! Intramontabile! 3-2 ancora il capitano! Contrasto ma non riesce a passare, Alessi! San Martino! E poi non arriva con la testa all'appuntamento! Poi Gennaro fa sportellate su John, Sushol col mancino, bacia il palo e la palla poi si appoggia
delicatamente in rete dei 4-2. Sentiamo alla tribuna, intanto su Gianni intercetta il pallone ancora per Gennaro, la partita di Gennaro! E 5-2 con l'assist meraviglioso di Sugione che rimane pure a terra. Gennaro infatti va subito all'accompagno. La riceve lui, potrebbe anche calciare verso la porta, San Martino va giù, poi Sugione finta, cerca la porta, Sugione e non la prende nemmeno lui. Come Corsino. Di là. Ma chi dici in anticipo? Chi dici? Cerca la porta, Chinnici! La precisione chirurgica del numero 10 che poi esulta con il pubblico, chiede calma e poi va dalla moglie. Palla dentro, Corsino intercetta, poi il contrasto ancora! E il gol di Toscano che salta San Martino e spedisce il pallone in porta, 6-3. Corsino. La Fiura cerca la porta! Capitano Vito La Fiora, buca Polizzi e fa 7-3. L'intuizione di mister Gentile è ancora giusta. Alessi poi Macaluso che non trova la porta e con questa azione finisce anche la partita. Vince il Palermo Futsal Club contro una buona Vigore San Cataldo con il risultato di 7-3. Sotto molti punti di vista, ha lasciato molto giocare. Nel frattempo prova il numero 9 dell'Alcamo, Marchese, a tirare da fuori aria, tiro però troppo alto, non inquadra lo specchio della porta, che prova a costruire con un pallonetto ancora per Marchese, che prova a farsi strada tra la difesa e si appoggia poi a Grillo, che non trova lo specchio della porta però. Lancia lungo la squadra ospite, spizzata di testa al numero 10 e poi sfiorato lo specchio della porta. Cross in mezzo, intercettato e letto bene dalla difesa della Gemini, poi tentativo di tiro da parte del numero 11 Grillo, sicuro. Deniere va messa laterale battuta dalla Gemini, numero 99 che prova a mettere in mezzo il pallone, ci arriva e sfiora il gol il numero 9 Stassi. Ancora possesso Gemini che prova a ritagliarsi uno spazio, tiro da fuori aria che sfiora lo specchio della porta. Altre grande occasione, stavolta tra i piedi del numero 10 Muratore all'Alcamo, che opta ancora una volta per un lancio lungo tra i piedi di Marchese, che trova il gol del vantaggio. Nel frattempo Alcamo che prova ancora a farsi spazio sulla corsia di sinistra, crossando in mezzo, non ci arriva per un soffio Grillo. Calcio d'angolo battuto. Pallone tra i piedi di Stassi che tenta il tiro e sfiora di un soffio il gol che avrebbe rimesso in parità il match. Difensivo che regala un pallone pericolosissimo all'Alcamo. Scatta il numero 11 in aria che prova a sfidare Deniere, che risponde presente e prova a servire sull'altra corsia il numero 21 completamente da solo, che poi si appoggia a un Muratore che non riesce a dare la giusta potenza al tiro, si appoggia al numero 83 che riesce ad agguantare il pallone. Questo Lucera che crossa in mezzo per i suoi compagni, prova ad arrivarci in testa Stassi. Buona lettura da parte del numero 3 dell'Alcamo. Nel frattempo ancora Marchese ci arriva, poi riesce a trovare il gol del vantaggio, ma per l'arbitro non è regolare. Chiamato lo schema e battuto il calcio d'angolo e ci mette una pezza Deniere, grandissimo altro rischio operato all'Alcamo che prova a lanciare Marchese, che adesso è in 1 contro 1 in aria, supera il numero 22 e poi prova il tiro. Altro intervento proverbiale da parte di Deniere che si va per il quinto minuto di recupero, battuto, non allontanato ma ancora tra i piedi
della Gemini, che batte lungo a cercare gli uomini in mezzo, lontana però l'Alcamo, palla però che rimane lì e ci prova. È miracoloso l'intervento di Misseri sul tiro di Stassi, è andato vicinissimo ad acciuffare il pari. Quasi tutto pronto per ricominciare il match tra San Giorgio Piana e Parmonval, match valevole per la 16ª giornata di Eccellenza Sicilia Girone A, valevole anche per la prima giornata del girone di ritorno.
Nel frattempo le due squadre si dispongono in campo, risultato ancorato sullo 0-0. Stavolta il primo tocco sarà per il San Giorgio Piana. Quasi tutto pronto per iniziare, si aspetta solo il via del direttore di gara. Fischio d'inizio che arriva in questo momento. Adesso il secondo tempo di San Giorgio Piana Parmonval può iniziare. Pallone che arriva dalle parti di Maniscalco, poi va per servire Mulè. Buona giocata di Sannasardo che prova a ritagliarsi un po' di spazio. Va a terra in aria Sannasardo, tutto regolare per il direttore di gara. Attimi di contestazione sin dai primissimi secondi di questo secondo tempo. Messa laterale per il San Giorgio Piana che prova a ripartire con Mulè che lancia il pallone in mezzo. Si scalda l'atmosfera pure sugli spalti. Altro pallone tentato di servire in mezzo, ferma tutto però il direttore di gara per un intervento a quanto pare irregolare del San Giorgio Piana. Sarà dunque punizione per la Parmonval. Si ripartirà dunque da una rimessa battuta da Minini che va a lanciare lungo per i compagni. Tempo tentativo d'assedio da parte della Parmonval con il numero 9 Messina che non riesce ad agganciare il pallone, poi fallo commesso su Mulè. Guadagna metri sulla corsia di destra Neri. Pallone che rotola dalle parti di Maniscalco che semplicemente si limita ad accompagnare il pallone fuori, dopodiché va a servire a Iamme con la rimessa laterale che si appoggia a Neri sulla corsia di destra. Pallone per Sannasardo che va per servire Barbara. Tentativo di tiro da fuori area. Si riparte da una rimessa dal fondo per Minnini che va a lanciare lungo. Ci arriva di testa Messina, poi recupera Iamme. Cerca la profondità Neri, pallone che viene poi recuperato dalla Parmonval. E nuovamente recuperato da Passero che si affida a Mulè sulla corsia di sinistra. Mulè si guadagna la rimessa laterale. Vabbè, oh.
Nel frattempo prova a farsi spazio il San Giorgio sulla corsia di destra, sui piedi di Sannasardo, tenta il tiro che viene murato e poi allontanato. Ancora pallone per il San Giorgio Piana, sempre sulla corsia di destra. Barbara prova a servire i compagni in mezzo, allontanato di testa il pallone. Tentato un altro lancio lungo. Nel frattempo rimane a terra uno dei giocatori della Parmabal. E fallo signore, fallo! Ehi, per ora pensate che siete 3 contro 3. Totò ci aiuta Totò, ma pensate di stare 3 contro 3. Intanto qua, Timo, staccati a Secan. Costa, staccati. Si riparte da una rimessa laterale in favore della Parmabal, che prova a farsi spazio, pallone che viene poi recuperato da Passero, che opta per il lancio lungo. Intervento in ritardo di Candela, l'arbitro concede vantaggio. Ancora possesso Parmabal, che prova a farsi spazio. Pallone che arriva dalle parti di Candela, che prova ad avanzare, poi ferma in maniera... Guadagna metri Maniscalco, che poi si appoggia a Moulet, che si fa rubare il pallone dal numero 13 della Parmabal. Lotta sul pallone Secan, che viene trascinato a terra senza alcun tipo di fallo secondo il direttore di gara. Poi palla che arriva dalle parti di Cesai, che raccoglie con le mani e poi lancia lungo per i compagni in profondità. Che ritorna tra i piedi di Maniscalco, che poi va a servire Barbara. Pallone tra i piedi di Candela, che si appoggia dietro. Poi Yamme va su Moulet. Moulet tenta di saltare l'uomo. Palla che rotola dalle parti di Candela, che prova a servire lungo Barbara. Palla che arriva a Neri. Poi lanciata lunga dalle parti di Cesai. Lancio lungo di Cesai per il compagno sulla corsia di destra. Scambio tra Yamme e Maniscalco, poi pallone su Neri, pallone in mezzo a cercare Secan, però passaggio un po' impreciso che rotola sul fondo. Lancio lungo di Minini. Rimessa laterale subito battuta dal San Giorgio Piana, che poi va dalle parti di Neri, che guadagna metri e poi lancia lungo verso Secan, che riesce a tenere il pallone in gioco. Lotta per il possesso alla bandierina. Palla che poi rotola in rimessa laterale in favore della Parmabal.
Pallone recuperato da Passero. Poi dalle parti di Neri. Moulet prova a lanciare lungo per i compagni, palla che finisce però facile tra le braccia di Minini. È dietro la tribuna, l'ho capito, lo devo scrivere. Gioco momentaneamente fermo. Può finalmente riprendere il gioco, si riparte da una rimessa dal fondo per Minini, che lancia lungo per i compagni. Pallone dalle parti di Maniscalco, che va a servire Neri dall'altro lato del campo. Neri va su Jamme, che si affida a Moulet. Intercetta di testa la Parmonval, ma recupera nuovamente il pallone Passero. Palla di nuovo tra i piedi di Moulet, che scambia con Passero. Poi si affida alle retrovie. Jamme serve Neri. Intervento in netto ritardo da parte del numero 7 della Parmonval. Viene richiesto il cartellino. Solo una munizione verbale, però sembrerebbe quella data dal direttore di gara. Nel frattempo si riprenderà da una punizione in favore del San Giorgio Piana. Pallone in mezzo, grandissima occasione per sbloccare il match sulla testa di Jamme, che però non riesce ad inquadrare bene lo specchio della porta. Calma! Nel frattempo 59esimo minuto di gioco. Sicuramente la precedente interruzione
garantirà qualche minuto di recupero in più. Dietro, veloce, vicino! Vicino! Dietro! Arriva sul pallone Maniscalco. Palla tra i piedi di Sannasardo che poi va a servire Sekan. Si riparte da una rimessa dal fondo per Minini. Il lancio lungo per i compagni. Ci arriva di testa Maniscalco. Altro pallone intercettato da Maniscalco, ma ancora tra i piedi della Parmonval. Recupera il San Giorgio Piana, che prova a ripartire sulla corsia di sinistra con Sannasardo. Sannasardo va a servire il compagno all'altro lato del campo, che ha una grande occasione e tenta il tiro, poi respinto dal portiere. Palla tra i piedi di Jamme, che serve il solito Neri. Non un ottimo scambio quello di Candela, che regala il pallone in rimessa laterale alla Parmonval. Grande occasione tra i piedi di Sannasardo e poi Sekan non riesce a concretizzare la grande occasione. Nel frattempo ferma tutto il direttore di gara. Nel frattempo si prepara il primo cambio per la Parmonval. Ad uscire il numero 9 Messina, mentre ad entrare il numero 20 Ribaudo, esce il numero 9 Messina. Nel frattempo si riparte da una rimessa dal fondo per la Parmonval. Rimane a terra il numero 13 della Parmonval dopo uno scontro aereo abbastanza duro. Si scaldano notevolmente gli animi. Ho visto io, mister! Però scusa, non c'è niente, mister! Non c'è niente! Mister, non è che c'è un evento che noi non abbiamo... Mister, non è così giudice, se la palla vostra non l'avete buttata. Noi non abbiamo buttato palla nostra. Ma ragazzi, ma che partita si vede? Perché siamo tutti tranquilli. Guarda. Io non lo capisco. Attimi di tensione tra le due panchine. È tutto pronto però per riniziare. Noi la palla la mettiamo fuori, Totò. Neri tenta il lancio lungo, intercettato poi dalla Parmonval. Mister, tentando i palloni, dai, Basta, Allora guarda, se te li parla, non perché c'è stato un contrasto. Tempo pallone tra i piedi di Maniscalco, che poi serve Jamme. Pallone adesso tra i piedi di Neri. Altro lancio lungo
tentato dalla Parmenval sulla corsia di sinistra. Andiamo. Non uscire, Riba, vieni qua. Vieni dietro, Riba. Si riparte da Cesai che serve Moulet, poi scambia con Maniscalco. Pallone tra i piedi di Jamme che serve sulla corsia di destra il solito Neri. Pallone che va verso Moulet. Ora tra i piedi di Maniscalco che serve Passero. Allontana in rimessa laterale la Parmenval. E vola il primo giallo del match. Ammonito sembrerebbe il numero 4 Costamagna. Si ripartirà nel frattempo da una rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana. Viene ora battuta, palla che poi viene allontanata dalla Parmenval, che rimane tra i piedi del numero 7. Altra rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Questa volta si affida alle retrovie servendo Yam, poi ancora una volta Neri che opta per il cross in area, pallone che però arriva facile tra le mani di Minini. Prova a costruire la ripartenza la Parmenval. Recupera il pallone il San Giorgio Piana che adesso scatta sulla corsia di sinistra con Passero, che però non riesce a trattenere il pallone. Altro recupero da parte della Parmenval. Palla ancora una volta recuperata dal San Giorgio. È fallo! Tra i piedi della Parmenval che prova in qualche modo a bucare le difese del San Giorgio Piana. Nel tempo altro lancio lungo. Tenta il tiro da fuori area il numero 9 del San Giorgio Piana, poi ancora un altro tiro respinto al portiere. Ancora la palla rimane in aria. In due tempi riesce ad afferrare il pallone Minini. Altra grandissima occasione per il Piana di sbloccare il match. Pallone tra i piedi di Amaya che va a servire Moulet. Sbaglia il passaggio, che commette fallo sul numero 13. Si guadagna pure il giallo. Secondo cartellino giallo della partita. Nel frattempo arriva un cambio per il San Giorgio Piana. Ad entrare il numero 17 Cannizzaro. Il numero 17 Martinez, scusate. Esce il numero 3 Moulet, appena ammonito. Dai, Costa, dai, bravo, Possiamo giocare, Robby, fammi giocare, per favore. Si riparte da una punizione per la Parmenval.
Vito è fuori, Vito, 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 Vito. Si riparte da una rimessa laterale in favore del Piana. Che adesso prova a scattare sulla corsia di destra. Pallone tra i piedi di Sanna Sardo che tenta il lancio lungo per i compagni in profondità. Altra rimessa laterale per il Piana. Pallone tra i piedi di Maniscalco. Neri opta per un altro lancio lungo in aria, però non trova i compagni e termina sul fondo. Nel frattempo 70° minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato a Piana degli albanesi. Lancia lungo Mignini. Ci arriva Iamme sul pallone che poi va da Cesai, che riesce in qualche modo ad allontanare il pallone. Altro recupero pericoloso della Parmonval. Palla che poi viene recuperata. È servita lunga per il numero 9 del Piana, che adesso serve in mezzo. Altra grande occasione per il San Giorgio Piana. Che si guadagna un calcio d'angolo. Battuto il calcio d'angolo, pallone tra i piedi del numero 9 che prova il tiro, completamente fuori misura, però non trova la porta. Altra rimessa dal fondo per la Parmonval. Batte sempre lungo Mignini. Intercetta di testa Neri. Serve Barbara che può provare a ripartire. Lancio lungo dalle parti di Sekan. Arriva il pallone tra i piedi di Sanna Sardo. Sanna Sardo va a servire Sekan, che prova a mandare il pallone in mezzo. Ci pensa Sanna Sardo, non riuscendo però a trovare la testa del compagno. Sarà rimessa laterale per la Parmonval. Lancia lungo Cesai. Palla che viene recuperata da Passero, che serve poi i compagni sulla corsia di destra. Prova a farsi spazio Neri. Costretto ad affidarsi ai compagni dall'altro lato del campo. Avanza Iamme con il pallone, poi serve Neri. Non riesce ad agganciare bene il pallone Barbara, palla che viene recuperata alla Parmonval. Pallone che arriva dalle parti di Sanna Sardo, che lotta per il possesso, poi costretto ad appoggiarsi a Passero. Ancora palla tra i piedi di Neri.
che si appoggia a Passero, poi opta per il lancio lungo per i compagni in profondità. Altro intervento in area, non ritenuto falloso da parte del direttore di gara. Lotta di possesso tra le due squadre a metà campo. Sarà dunque punizione per la Parmonval. Tutta la punizione, numero 11 prova a mettere in mezzo il pallone, non trova però nessuno, ferma tutto poi il direttore di gara. Riparte Yam. Sanasardo si affida a Cesai, poi Neri sulla corsia di destra. Altro pallone per Sanasardo. Ancora Sanasardo. Altra punizione assegnata alla Parmonval. Altro lancio lungo di Minnini, ci arriva sempre il solito Neri. Basta, Riba, basta! Palla tra i piedi di Cesai. Vieni lì! Totò, accorcia un poco, Vino, accorcia sulla difesa! Che va per il lancio lungo per i compagni in profondità. Recupera il pallone la Parmonval, ma dura poco. Perché se la perdiamo rientri veloce. Prova ad arrivare sul pallone Sekan. Vedi che si è fatto! Si riparte da una rimessa in favore della Parmonval, a cui arriva di testa Neri. Lotta sul pallone Passero, palla ancora tra i piedi della Parmonval, che allontana in qualche modo. Palla che arriva dalle parti di Yam. Non ci arriva di testa Sanasardo. È fuori! Lotta a maniscalco sul pallone, poi si appoggia a Cesai, Bravo Giuseppe! che è costretto di fretta e furia ad allontanare il pallone, regala una rimessa laterale alla Parmonval. Oh, Edo, fissatello sempre, non perderlo mai di vista. Riba, allargati un poco, Ribaudo, allargati. Vieni tu, Riba, continua. Pallone tra i piedi di Maniscalco, che continua a guadagnare metri, poi va per servire Sekan, pallone che viene recuperato dalla Parmonval, che può provare in qualche modo a ripartire. Attenta però, la difesa del San Giorgio Piana concede veramente pochissimo e recupera subito il pallone. Scambio a centrocampo. Ancora pallone tra i piedi di Neri.
che prova a crossare in mezzo per i compagni, troppo alto, termina sul fondo il pallone. Andiamo Marti, andiamo Mario! Guarda lì! Vivo! La fa! Vede! Là! Lollo! Ma sì! Altra rimessa dal fondo per la Parmonval. Ora è possesso San Giorgio Piana. Facci di là, vabbè, facci di là. Sei pallone. Oh, dai, Fede! Dai! Lo so, non avevo che fare. Lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Alla meglio il San Giorgio Piana che può provare a ripartire con i piedi di Neri. Ancora pallone tra i piedi di Neri che serve Passero. Candela recupera sul limite il pallone. Prova il lancio lungo a cercare i compagni in mezzo. Pallone che però termina facile tra le braccia di Minnini. Si riscalda e si prepara al cambio. Nel frattempo Giannone dalla panchina del San Giorgio Piana. Pallone nel frattempo tra i piedi di Amaya che va a servire Neri. Pallone interessante per Secan in mezzo. Ancora altra palla murata. Lotta sul pallone Martinez. Poi Barbara sul pallone. Arriva un'interessante palla per il numero 9 del San Giorgio Piana che non riesce però a concretizzarla nel gol del vantaggio. Altro buon intervento di Minnini che salva tutto. Si prepara al cambio il San Giorgio Piana. Ad uscire il numero 8 Candela. Entra al suo posto il numero 14 Giannone. Andiamo! Non mollare! Si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Piana. Pallone che finisce dalle parti di Cesai, che prova a lanciare lungo per i compagni. Ci arriva di testa la difesa della Parmonval che prova ad allontanare. Altra palla interessante che però termina in rimessa dal fondo tra le potreste degli spalti dei sostenitori della squadra di casa. Altro lancio lungo della Parmonval. Ci arriva Maniscalco però che allontana. Palla che arriva tra i piedi di Secan, che poi prova a servire il numero 9 Amaya. Palla che arriva invece dalle parti di Neri, che va a servire Martinez in area, che prova a farsi spazio. Continua a lottare Martinez in area. Nessun fallo per il direttore di gara che lascia correre. Ancora però possesso Piana. Parmonval allontana ancora una volta in qualche modo.
Altro pallone che però finisce tranquillamente tra le braccia di Minnini. Lancio lungo Minnini, intercetta Sanna Sardo. State zitti! Perché stiamo morendo! E ci scassate pure la minchia! Siamo ricchi del T1 e ci scassate pure la minchia a chi ti rinza! Vai dentro tu, non mi mollare! Pallone ancora tra i piedi di Yam che poi serve Neri. Ancora possesso per Yam. E poi va da Amaya. Altro lancio lungo, stavolta alle parti di Martinez, che serve Neri, che opta per un lancio in mezzo. Sul pallone Passero, che serve ancora una volta Neri. Altro lancio lungo. Grandissima occasione, anche stavolta, da parte del San Giorgio Piana. Altra interruzione di gioco, nel frattempo rimane a terra uno dei giocatori della Parmonval. Riprende il gioco con un lancio lungo di Minnini. Cesai va a servire Neri sulla corsia di destra, che poi prova a lanciare lungo per Barbara, che non riesce però ad agganciare bene il pallone. Palla che poi viene allontanata in calcio d'angolo. Va Passero alla bandierina. Battuto il calcio d'angolo. Pallone tra i piedi di Martinez che sbaglia completamente la misura del tiro. Altra rimessa dal fondo per la Parmonval. Altro lancio lungo intercettato dal San Giorgio Piana. Chiesto tra i piedi di Sanna Sardo, che serve Secan, prova a ripartire. Si riparte da una rimessa per la Parmonval. Allontana Yam come può.
Pallone sempre tra i piedi di Neri, che prova a servire sulla corsia di destra Giannone, non ci arriva però. No, Lorenzo, alzati! Alzati, Lorenzo! Secondo me sa dare un'educazione però. Ma che complementare? Voglio un altro, vabbè, danno 10. Nel frattempo l'arbitro affida 7 minuti di recupero. Altro intervento in area, nessun fallo però per il direttore di gara. Ancora possesso San Giorgio Piana, pallone tra i piedi di Maniscalco, prova a servire i compagni in mezzo. Ancora possesso per il Piana, in due tempi ci arriva il portiere sul tiro da lontanissimo di Amaya. Lancia lungo Minini. Vai, Ripa, dai! Altro pallone interessante sulla corsia di destra. Candela prova a mettere in mezzo. Palla che però termina sul fondo. Non ballate, raga! Non balliamo, Dario! Andiamo! Ancora pallone in mano al San Giorgio Piana, che prova a sfruttare questi ultimi minuti a disposizione per poter sbloccare il match. Nel tempo palla recuperata dalla Parmonval, che prova in qualche modo a ripartire. Palla ancora una volta recuperata al Piana, con Martinez che prova a mettere in mezzo il pallone ma che non ci riesce. Messa laterale subito battuta dal San Giorgio Piana, che vuole sfruttare al meglio questi ultimi minuti a disposizione. Palla tra i piedi di Yam, si appoggia a Neri, poi va dalle parti di Cesai. Lancio lungo di Cesai dalle parti di Secan, che spreca un'altra grandissima occasione. Altra rimessa dal fondo per la Parmonval. Gira la prossima. Vieni, Gaetano. Pallone tra i piedi di Neri.
Lancio lungo a cercare ancora una volta i compagni in aria. Riesce a recuperare il pallone Sannasardo che prova il tiro, respinto e poi raggiunto da Minini. Si butta a terra per guadagnare qualche secondo. Roberto! Lancio lungo di Minnini, cercare Ribaudo, poi pallone tra i piedi del numero 13 che riesce a trovare il gol che sblocca la partita. Tutta la panchina entra in campo. Arriva il gol all'ultimo minuto, in maniera del tutto inaspettata. La Parmonval va dunque in vantaggio. A segnare il numero 13 Torres. Grandissimo rammarico in casa San Giorgio Piana, che sembrava avere in pugno il match, ma è bastato un contropiede letale. Per regalare il vantaggio alla squadra ospite. Altro pallone lungo allontanato dalla Parmonval. Palla che va tra i piedi del numero 7 della squadra ospite, che lotta, dopo ferma tutto. Veloce. Più perdi tempo più devo recuperare. Mi raccomando. Si riparte da una punizione di Cesai. Tutto il San Giorgio Piana in avanti in questi ultimissimi minuti, se non ultimissimo minuto. Pallone in aria e poi si trova il gol che rimette tutto in parità. 1-1 allo stadio Lee Cauli di Piana degli Albanesi. Sembrava tutto fatto per la Parmonval, ma in men che non si dica trova il pareggio il San Giorgio Piana. Nel frattempo forti proteste. Si resti 10 minuti, arbitro! Hai dato! Mi falle pareggiare, arbitro! Hai dato un minuto! Riprende il gioco, 1-1 il risultato del match tra San Giorgio Piana e Parmonval. Arriva il triplice fischio, termina con il risultato di 1-1 il match tra San Giorgio Piana e Parmonval, valevole per la 16ª giornata di Eccellenza A. San Giorgio Piana che arriva a 24 punti, mentre Parmonval che va a 13. Nel frattempo grande discussione a centrocampo.
Si scaldano tantissimo gli animi.